Coronavirus, altri 5 casi risultati positivi all'ospedale di Sciacca. A dirlo è il sindaco della città Francesca Valenti, che attraverso un suo comunicato afferma che i risultati dei nuovi tamponi hanno registrato 5 casi positivi riconducibili alla situazione emersa qualche giorno fa nell'ospedale di Sciacca e sono operatori sanitari. È un aumento previsto e prevedibile, afferma il sindaco, che ringrazia tutti gli operatori della sanità che insieme a operatori di altri settori lavorano giorno e notte per la tutela della nostra salute. C'è una grande attenzione da parte di tutte le autorità, afferma il sindaco. Ho avuto anche rassicurazioni dal governo regionale, dal prefetto e dalla direzione dell'ASP. A seguito degli ulteriori accertamenti effettuati e degli altri tamponi effettuati, è arrivata la notizia, nella tarda serata di ieri, di altri 5 casi positivi. Sono 5 casi che sono riconducibili alla situazione che conosciamo, perché sono tutti tamponi positivi all'interno dell'ospedale, sono operatori sanitari, soprattutto operatori sanitari, e quindi il nostro ospedale in questo momento sta vivendo una situazione particolarmente difficile. Un aumento dei casi era previsto e prevedibile, e noi dobbiamo aspettarci un aumento dei casi anche nelle prossime settimane. Non possiamo pensare che sia già tutto passato, che sia già tutto finito, perché non è assolutamente così. Dobbiamo consapevolmente e responsabilmente capire che ci saranno dei giorni difficili da affrontare. Intanto stamani in città è iniziata la campagna di sanificazione su tutto il territorio. Si è iniziato dal centro storico, si procederà anche nei prossimi giorni in altre aree della città e quartieri limitrofi come San Leone, Giardina Gallotti, Villa Seta, Monserrato, Montaperto. In mattinata è stato interessato il centro storico, il Viale della Vittoria, Viale Europa. Un programma dettagliato è stato predisposto dall'amministrazione comunale che in collaborazione con la ditta Eseda sta provvedendo con i propri mezzi a spruzzare acqua e cloro per una maggiore igiene della città. E una seconda tenda pre-triage è stata montata oggi presso l'ospedale San Giovanni di Dio dal libero consorzio comunale di Agrigento, che continua nella sua opera di sostegno all'emergenza del coronavirus. Su richiesta infatti del direttore sanitario del presidio ospedaliero agrigentino, il commissario straordinario dottor Girolamo Di Pisa ha autorizzato il montaggio della tenda in dotazione al gruppo della protezione civile del libero consorzio, per così meglio supportare il pre-triage per l'emergenza Covid-19. Le operazioni di montaggio sono state eseguite dal funzionario responsabile, dottor Marzio Tuttolomondo, e dal personale dell'ufficio. E sempre per compensare la mancanza di sangue che per ora aumenta per via delle restrizioni ad uscire di casa, il presidente dell'ADAS Di Francesco ha inviato una lettera ai soci affermando che in questo momento c'è più bisogno di sangue, inviando anche le raccomandazioni che arrivano dal Centro Nazionale Sangue. A tale riguardo l'autoemoteca dell'associazione sarà presente domenica 15 marzo ad Aragona presso la parrocchia di San Giuseppe dalle 8 alle 12 e a Grotte presso il Bar Belvedere sempre allo stesso orario. E sempre la Capitaneria di Porto, in tema di disposizioni normative tese a contenere la diffusione del Covid-19, ha adottato delle misure organizzative interne, mantenendo la piena efficienza dei servizi essenziali, tra queste la modifica delle modalità di accesso presso gli uffici da parte dell'utenza. La Capitaneria di Porto Empedocle manterrà al momento invariato l'orario di ricezione al pubblico, ma esclusivamente per le attività essenziali. Si potrà accedere uno per volta attenendo il proprio turno al di fuori della struttura. L'utente dovrà mantenere la distanza minima di sicurezza di 1 metro da altri soggetti e osservare rigorosamente le misure igienico-sanitarie esposte.